Solo tu hai quelle scarpe per io le prendo a poco. Vai. Allora, nome? Anni? Il tuo orientamento sessuale? E cosa ne pensi te dell'omofobia? Beh, sinceramente il razzismo è assolutamente una cosa spregevole come qualsiasi altra forma, come prendersela con i neri o come prendersela con i bianchi, eccetera, eccetera. Non vedo neanche proprio spesso nasce per ignoranza o per pregiudizio e non dovrebbe esserci. E come la si deve combattere? Secondo te? Beh, è difficile, però semplicemente con il confronto bisogna conoscere e una volta che si impara a conoscere l'altra realtà si impara anche a capire. E cosa ne pensi delle situazioni degli omosessuali in Italia nel 2011? Beh, non penso che sia una situazione molto... cioè insomma, apparentemente penso che siano accettati, però è soltanto una maschera alla fine, perché comunque è uno stato fortemente cristiano, quindi va molto contro queste cose. E, un consiglio che vorresti dare ai giovani omosessuali ad uscire allo scoperto? Questo è difficile. Non saprei proprio. Farsi forza e dovrebbero uscire allo continuare a fare scoperto. quello che fanno normalmente, senza insomma, non senza nascondersi. Molti arrivano perfino a tentare il suicidio. Cosa ti senti di dire a queste persone, magari più fragili? Di non lasciarsi coinvolgere dal pensiero delle altre persone, perché per loro sono liberi di fare quello che vogliono, sinceramente. È difficile. Sì, è difficile, però Quando magari famiglie, amici, tutto ti lascia, come fai? Però bisogna farsi forza, come per tutte le brutte situazioni che ci capitano. Ok, grazie grazie mille. mille. Grazie. Ciao. Grazie. Ciao.